Una cifra consistente di siciliani è stata chiamata al voto per le amministrative che vedono il rinnovo di tante amministrazioni comunali dell'isola e ad averne diritto sono stati quasi 1.400.000 abitanti, davvero tanti. Quello che emerge è ancora una volta un'affluenza che scende inesorabilmente, dunque il risultato è che sono pochissimi i cittadini che decidono le sorti dei territori e di chi dovrà amministrarli. Un dato gravissimo se messo in correlazione con il concetto di democrazia che tutela la libera espressione di ogni singolo che così viene sopraffatta da una minoranza. Ma in queste elezioni c'è ancora altro che deve inquietarci, il silenzio di tanti, troppi canali che avrebbero dovuto sollecitare il vasto pubblico alla conoscenza di nomi, coalizioni, programmi, sfide e obiettivi. Nulla o quasi, tranne che nelle grandi città come Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa, ma anche in questi casi pochissima la comunicazione sui canali ufficiali. Probabilmente è stata affidata al mare magnum dei social, dove gli algoritmi decidono chi e quando può sapere e leggere un messaggio. Quindi si è votato in uno pseudo silenzio quasi generale che nei comuni più piccoli si è fatto quasi tombale, e questo deve portare a riflettere quanti in questa terra vivono. Sono lontani i tempi in cui i candidati si presentavano all'elettorato con vere e proprie squadre di supporter che li sostenevano, difendendone le tesi e diffondendo conoscenza e informazione su temi, problemi, idee e soluzioni. Un impoverimento generale che è economico ma anche intellettuale, un esporsi al minimo quasi nel timore di non avere nulla da dire di concreto, perché forse se la disaffezione alla politica, testimoniata dalle schiere di astensionisti, è grande, commisurata si sta delineando quella della politica verso se stessa, rimasta senza strumenti, senza idee e che si muove tra nebulosi e poco convinti contesti.